Io sono Danese Davide, presidente dell'Associazione Cerasicoltori del Comune di Montechia. Qui ci troviamo nella sede dell'associazione dove si possono vedere dietro di me le linee di calibratrici che servono per calibrare il prodotto, per dividerlo per colore, per avere una qualità superiore durante la commercializzazione. I fondi GAL Valdo Lessinia che abbiamo richiesto servono praticamente alle nostre aziende per fare promozione nel territorio, per fare conoscere il nostro prodotto in modo migliore e essere più vicini praticamente al consumatore. Abbiamo fatto delle manifestazioni sul lago di Garda, abbiamo fatto delle manifestazioni a Verona durante delle corse podistiche con dei chioschi dove c'erano delle persone che facevano assaggiare il prodotto, che spiegavano loro le caratteristiche del prodotto, del territorio, da dove proviene il prodotto e che le aziende agricole nostre sono di piccole e medie dimensioni che vivono proprio su questo prodotto. Col GAL Valdo Lessinia abbiamo avuto un buon supporto, abbiamo lavorato bene, hanno capito che cosa serve alle aziende agricole e a noi come associazione che gestiamo e praticamente ci hanno dato una mano a realizzare questi nostri progetti in tutta la provincia di Verona praticamente. Le aziende agricole purtroppo in questi periodi di crisi non avrebbero potuto sostenere i costi di rappresentanza che avevamo fuori, a regalare prodotto ai consumatori e tutto. Per fortuna che il GAL Valdo Lessinia ci ha contribuito a questa promozione e allora non siamo andati a gravare sulle finanze delle aziende agricole. Poi la rete commerciale che abbiamo ha un costo praticamente e siamo riusciti ad assorbirlo con il contributo che abbiamo preso, insomma. In prospettiva futura speriamo che ci siano altri fondi, anche perché stiamo richiedendo l'IGP, quindi la promozione andrà fatta ancora di più per far conoscere il nostro prodotto sulla nostra regione e anche fuori, perché adesso ci siamo limitati alla regione Veneto, però pensiamo di fare praticamente tutto il nord Italia.